Mercoledì 27 marzo, buongiorno Sicilia, da Angelo Gagliano. Una buona mattinata anche da Marco Carli. Subito un'ultima ora appena battuta dalle agenzie nell'ambito di un'operazione coordinata dalla Procura di Palermo finalizzata alla lotta contro la pedopornografia online. La polizia ha arrestato 5 persone e ne ha denunciate altre 3. L'accusa è divulgazione, cessione e detenzione di immagini e video pedopornografici. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati numerosi file video e immagini che documentano lo sfruttamento sessuale di minori anche in tenerissima età. E adesso invece torniamo allo stupro di gruppo al Foro Italico di Palermo. Condanne definitive per 5 imputati, non hanno fatto ricorso in appello, beneficeranno per questo di una riduzione di 1/6 della pena. Il commento dell'avvocato della vittima, scelta saggia. Sentenza definitiva sullo stupro del Foro Italico a Palermo. 5 dei 7 imputati non hanno fatto appello, una scelta per ottenere lo sconto di 1/6 della pena, così come previsto dalla riforma Cartabia. Per Angelo Flores, Cristian Maronia, Cristian Barone, Elio Arnau, Gabriele Di Trapani, la pena diventa quindi definitiva. Solo Samuele Lagrassa, che in primo grado è stato condannato a 4 anni, ha deciso di fare appello. Quest'ultimo non fece sesso con la 19enne, ma ammise di essersi masturbato. Il tribunale gli aveva riconosciuto le attenuanti generiche e quella prevista per chi riveste un ruolo minore nella vicenda. 5 di loro difatti hanno ritenuto di non appellare e secondo me hanno fatto una scelta saggia, perché così facendo ed provenendo da un rito abbreviato secondo la riforma Cartabia potranno usufruire, appena la sentenza viene dichiarata definitiva, potranno usufruire dello sconto di 1/6 di pena, e quindi dal momento che già hanno scontato un bel po' di pena, avvicinarsi alla possibilità di tornare in libertà. Si chiude un capitolo, anche se non definitivamente. Resta pendente in Cassazione la posizione di Riccardo Parrinello, il più giovane del gruppo, processato separatamente. Non era ancora maggiorenne, infatti, è già condannato in appello a 8 anni e 8 mesi. La notte dello stupro inviò dei messaggi audio ad un amico. E allora andiamo subito da Marco Carli. Questa è una delle notizie che si ritrovano stamattina sui quotidiani. Sulle prime anche dei quotidiani regionali. Andiamo subito su Repubblica Palermo per vedere il titolo che appunto riguarda questa notizia di cui abbiamo parlato nella parte iniziale della nostra trasmissione. La troviamo di spalla, a destra, Foro Italico, 5 condanne per lo stupro. Andremo poi a breve, ci sono anche le immagini di quella notte di 2 anni fa, ma poi andremo a vedere anche le pagine, la prima pagina del Giornale di Sicilia, che vi facciamo vedere subito. Ecco qui il titolo che troviamo a centropagina, con Foro Italico, sentenza definitiva per 5, rinunciano al ricorso per lo stupro, così avranno, come si diceva anche nel servizio, una riduzione di pena. Se andiamo nella pagina interna di Repubblica Palermo, andiamo anche a leggere appunto il perché di determinate decisioni. Qui vediamo l'articolo con il titolo e la notizia che già vi abbiamo dato: la decisione per usufruire appunto degli sconti. Solo la Grassa, come si diceva anche nel servizio di Marco Gullà, ha fatto ricorso in appello per il minorenne, si attende appunto la Cassazione. Vi do nota anche di quello che leggiamo all'interno. Su quella notte di abusi c'è anche un terzo filone che riguarda la diffusione di materiale pedopornografico. Per questo reato è in corso il processo abbreviato ad Angelo Flores, il ragazzino che filmò le violenze nel cantiere abbandonato. Secondo la procura ha girato 2 dei 3 filmati dello stupro e li ha condivisi con altre persone nelle ore successive. E restiamo a Palermo, istigato a togliersi la vita, figlia e fidanzato adesso si pentono. Drammatica udienza per l'appunto nella giornata di ieri per la cosiddetta coppia diabolica. Pentimento e lacrime sono andate in scena oggi nell'aula del GIP del Tribunale dei Minori Nicola Aiello durante l'udienza preliminare per la richiesta di rinvio a giudizio di una coppia di fidanzatini accusati di istigazione al suicidio nei confronti del padre di lei. In aula sono comparsi sia la ragazza quindicenne all'epoca dei fatti che il fidanzato 17enne. Lui si trova recluso nel carcere minorile del Malaspina, lei in comunità a Catania, dove nel frattempo ha dato alla luce un bambino. È stata un'udienza molto carica di tensione, interrotta più volte dalla commozione
persona della giovane quindicenne. Il ragazzo ha anche detto di sentirsi un padre inadeguato e di essere davvero triste per aver privato il figlio del nonno. La storia si è consumata al villaggio Santa Rosalia nel silenzio di un quartiere popolare di Palermo lo scorso anno. L'uomo morto suicida aveva 48 anni, vedovo con 3 figli. Il calvario inizia quando il padre decide di contrastare la relazione fra la figlia quindicenne e il 17enne del luogo. La situazione diventa insostenibile quando l'uomo decide di legarsi a una nuova compagna. La figlia non riesce ad andare d'accordo con la donna e inizia a odiare il padre. Iniziano così minacce, dipestaggi, insulti e alla fine l'ulteriore minaccia intollerabile: non mi vedrai più e ti accuseremo di violenza sessuale. Prima di uccidersi a marzo dell'anno scorso, l'uomo aveva lasciato 2 lettere nelle quali descriveva il suo inferno e accusava la figlia, tutto riscontrato dagli investigatori nelle chat dei ragazzi. Il GIP Aiello si è ora riservato sulla decisione ed ha aggiornato l'udienza al prossimo 2 luglio. Torniamo allora ai quotidiani regionali, Marco. Anche in questo caso troviamo la notizia sia sulle prime pagine ma soprattutto nelle pagine interne, sulle pagine interne dei quotidiani. Andiamo in questo caso sulla Sicilia per vedere la notizia in un riquadro: istigato a togliersi la vita, figlia e fidanzato si pentono, si sono detti pentiti, sono scoppiati in lacrime. Questo abbiamo sentito anche all'interno del servizio. A raccontare tutta la storia è stato di tutto quello che è successo in una lettera proprio l'uomo, appunto il 48enne, prima di ammazzarsi. Se andiamo anche nelle pagine interne di Repubblica troviamo un articolo con questo titolo: il padre si suicidò per le minacce e i ricatti. 2 giovani a processo, sono la figlia quindicenne e il suo fidanzato colpevoli di avergli estorto migliaia di euro. Ora appunto i ragazzi, come abbiamo sentito, si sono detti pentiti. E adesso siamo a Catania, privatizzazione dell'aeroporto, il nuovo piano regolatore per il porto. Il sindaco Trantino è intervenuto alla trasmissione Focus di Telecolor, traccia la roadmap per 2 progetti che cambiano il volto della città, ma che non mettono comunque tutti d'accordo. Sentiamo. La privatizzazione dell'aeroporto di Catania sembra essere più vicina, lo ha detto il sindaco Enrico Trantino, intervenuto alla trasmissione Focus di Telecolor. È stato approvato il percorso di privatizzazione, nel senso che adesso deve essere avviato da parte dell'advisor una serie di passaggi, devono essere avviata una serie di passaggi che poi porteranno alla proposta di vendita dell'aeroporto della quota maggioritaria dal 51 al 65%, pur garantendo comunque la presenza di un controllo pubblico. L'obiettivo, dice Trantino, è quello di arrivare a 20 milioni di passeggeri e per questo serve sostenibilità negli investimenti e una maggiore capacità di spesa che la privatizzazione può garantire. Innanzitutto una maggior capacità di spesa e quindi di realizzazione quanto più immediata delle infrastrutture necessarie a sostenere il crescente traffico passeggeri. L'assemblea dei soci della SAC ha approvato le procedure e i documenti per avviare il processo di privatizzazione della società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso. Dall'aeroporto al porto il Consiglio Comunale ha approvato invece la proposta di piano regolatore che dovrà ora essere valutata dal Collegio dei Lavori Pubblici e dai Ministeri dell'Ambiente e delle Infrastrutture. Sul nuovo perimetro e sulla cubatura c'è ancora da riflettere, ma sull'idea di un porto al passo con i tempi non fa passi indietro il primo cittadino e rimanda al mittente le critiche. Noi vediamo porti molto più qualificati che diventano degli elementi innestati nel territorio urbano, come invece non è il nostro porto di Catania. Noi abbiamo il porto che è in una posizione strategica, si deve aprire alla città e nello stesso tempo deve essere anche attrattore di investimenti. Critiche le opposizioni che lamentano una ulteriore cementificazione. Parere negativo è stato invece espresso dalla direzione urbanistica in merito alla realizzazione della darsena turistica privata sulla scogliera d'Armisi. Contrario di quello del porto di Catania, che può contare sul sedime proprio e andrebbe a sorgere dove ora c'è la colata di cemento che fu realizzata per le opere di contenimento della ferrovia. Marco, allora cominciamo, anzi ripartiamo con la città di Catania dal quotidiano La Sicilia. Dalla Sicilia ci concentriamo sull'aeroporto, sulla situazione legata a privatizzazioni ormai caratteristica che accomuna tante realtà, quella appunto di privatizzare. Sulla Sicilia di oggi, come notiamo da questo articolo a pagina 6, aeroporti via libera dei soci alla privatizzazione di SAC, approvati documenti sulla base dei quali
quali partirà la consultazione del mercato internazionale. È una svolta effettivamente, così leggiamo appunto dall'Occhiello, per Fontanarossa e per Comiso, i due aeroporti che come sappiamo sono collegati. Se andiamo sulla prima di Repubblica, notiamo che la notizia degli aeroporti è la notizia sotto la testata, non è l'apertura, perché l'apertura è come al solito legata alla sanità, ma ci torneremo. L'aeroporti è la sfida delle privatizzazioni, perché si accomunano sia la realtà di Fontanarossa che quella di Palermo, come vediamo nella pagina interna. Dall'aeroporto di Catania arriva appunto il via libera ai privati, mentre in questo caso Punta Raisi, l'aeroporto appunto palermitano, resta invece indietro. Restiamo a Catania perché sono stati definiti i piani nell'ambito del decreto Caivano e i piani riguardano il quartiere San Cristoforo, che verrà riqualificato mettendo i giovani al centro del progetto. Un nuovo plesso scolastico in via Playa per l'istituto comprensivo Dusmet Andrea Doria, l'inserimento di un percorso turistico in via Sant'Angelo Custode, un nuovo centro comunale di raccolta di rifiuti differenziati nella zona di via del Principe e via Toledo, la riqualificazione dell'ex mercato coperto di via Belfiore Zuccarelli Juvara, che verrà riconvertito in polo multifunzionale con asilo nido, scuole arti e mestieri e laboratori attrezzati, la riqualificazione di piazza Don Puglisi, l'attivazione di un servizio educativo di strada a sostegno dei minori a rischio devianza, un servizio di mediazione scolastica. Sono alcuni degli interventi che l'amministrazione comunale di Catania ha elaborato e inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito del piano per la riqualificazione del quartiere di San Cristoforo, in esecuzione del decreto legge cosiddetto Caivano, dedicato a 7 città italiane, tra cui Catania. La spesa prevista complessivamente si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Abbiamo messo al centro di queste iniziative i ragazzi, ha spiegato il sindaco Enrico Trantino, le nuove generazioni di San Cristoforo. Questi interventi non sono esaustivi, sia perché contiamo di averne ulteriori grazie alle interlocuzioni con il commissario del governo, sia perché abbiamo programmato e sono in via di elaborazione altri progetti da realizzare coi fondi comunitari del PN Metro 2021-2027. Tra questi, cita il sindaco, la trasformazione della vecchia sala delle contrattazioni del mercato ittico di via Domenico Tempio in un moderno hub digitale a servizio dei ragazzi che vogliono cimentarsi con le frontiere dello sviluppo tecnologico. Prospettive importanti per la riqualificazione di San Cristoforo. Si parte proprio da qui, dal fatto di mantenere appunto in Sicilia, a Catania in questo caso, le giovani menti, quelli che appunto di solito abbandonano la nostra regione per andare a lavorare all'estero o al nord Italia. Andiamo sulla pagina della Sicilia, la pagina interna, Tomo di Catania, definiti per San Cristoforo i progetti del piano Caivano, con le parole del sindaco che abbiamo sentito nel servizio di Orazio Longo: riqualificheremo il quartiere mettendo i giovani al centro degli interventi. Questo è l'articolo che trovate appunto nelle pagine interne della Sicilia nel tomo di Catania. Andiamo a dare uno sguardo invece adesso a tutte le prime pagine dei quotidiani regionali. Qualcuna l'abbiamo già osservata parlando ad esempio dei casi di giudiziaria all'inizio della nostra trasmissione, ma andiamo sulla Sicilia per vedere i titoli principali, ad esempio la svolta appunto per l'aeroporto di cui abbiamo già detto, ma anche la situazione legata a Agrigento, capitale della cultura, tormentata questa edizione Agrigento 2025, il direttore dimissionario che viene scaricato dalla Presidente. Diciamo che insomma le polemiche non sono mai mancate su questa Agrigento 2025. E poi questo è l'altro titolo, a parte i titoli legati alle situazioni internazionali, ne parleremo ovviamente nella rassegna stampa per quanto concerne invece l'Ucraina e tutto il resto. Cose di lusso, questo è il titolo che troviamo: Taormina patria del turismo, big spender, ma la sua vera ricchezza è l'autenticità. Oggi e domani ci saranno appunto degli operatori a confronto. Lasciamo la Sicilia per andare su Repubblica Palermo, perché come vi dicevo in precedenza, oltre al titolo legato agli aeroporti, c'è poi l'annoso problema della sanità in Sicilia, che resta sempre dominante sulle pagine soprattutto di Repubblica. Andiamo a vedere perché si parla di sanità, ma non solo, sanità, energia e attività sociali. È la Sicilia che appunto, secondo il quotidiano, resta in sospeso
dal manager ASP di Trapani al successore di Di Mauro fino al caso Pennino a Palermo. Al palo i cambi annunciati in settori strategici in attesa che il centrodestra si metta appunto d'accordo, e questo andiamo a trovare proprio sulle pagine interne, dalla sanità all'energia, tutti i dossier sospesi nella trattativa a destra, la rimozione del manager Croce congelata dallo scontro fra Forza Italia e Fratelli d'Italia, ancora in sella l'assessore Di Mauro, lo stallo appunto nella giunta di Palermo, un'inchiesta che appunto tocca tutti questi sistemi, Angelo, che sono strategici in Sicilia, come la sanità e come lo è appunto anche l'energia. Andiamo sulla prima di Gazzetta del Sud, che parte con le truppe italiane solo con l'ONU, e poi l'ARS con Galvagno che difende appunto le mance ai comuni. Anche in questo caso una situazione, Angelo, particolare, no? Sì, di questo si è discusso tanto, c'è stato l'intervento anche del governo, la norma era stata ritirata, poi adesso ritorna, quindi diciamo che è una questione che con una certa ciclicità la ritroviamo sui quotidiani. E infatti la ritroviamo anche sul Giornale di Sicilia con le mance dell'ARS, la replica al patto chiesto da Schifani contro i contributi a pioggia, giusto appunto aiutare, si dice, i piccoli comuni. Lo troviamo anche su la pagina interna con le mance ai comuni che frenano lo spopolamento. Prima di chiudere questa parte dedicata alla rassegna stampa regionale, ci occuperemo ovviamente anche della situazione legata allo sport, Angelo, del Palermo e del Catania. Come no, certo, diciamo che è un fine settimana importante che tocca il Palermo perché torna a giocare in campionato, c'è stata la pausa, adesso bisognerà vedere Dionisi che a un certo punto si era ritrovato senza squadra, che adesso ha ritrovato la panchina, come vive diciamo questa ripartenza, e poi c'è il derby, quello del provinciale tra il Catania, tra il Trapani e il Catania. E andiamo proprio sulle pagine di Repubblica con il Palermo che ritrova Di Mariano, lo leggiamo proprio sulle pagine interne del quotidiano palermitano, con Dionisi che ha un'arma in più sulla strada che porta appunto ai playoff per la promozione in Serie A, dove il Palermo vuole recitare da protagonista. Si parla anche qui all'interno di un derby di Sicilia di pallanuoto, perché insomma anche in questo senso la Sicilia ha una forza ed è il derby fra Nuoto Catania e il Telimar che cede nel quarto tempo. Ma per quanto riguarda invece lo sport, vi dicevamo, c'è la situazione legata al Catania con la squadra rossaazzurra che prepara il delicatissimo derby del provinciale, perché il Trapani viene da 5 sconfitte consecutive, mentre i rossazzurri sono in serie utile da 7 partite. Allora parla uno dei giocatori, uno dei grandi recuperati di questa fase della stagione etnea, vale a dire Francesco Di Tacchio, che dice: a Trapani per vincere e garantire una continuità. Questo leggiamo sulla Sicilia di oggi, con il centrocampista che dice: l'incitamento dei tifosi mi trasmette una carica fuori dal comune. Anche questo aspetto della tifoseria che ritorna a spalleggiare il Catania. Anche se comunque a Trapani non ci saranno i tifosi del Catania sugli spalti. Fra parentesi sappiamo che appunto la trasferta è vietata ai residenti in provincia di Catania. E allora Catania. per questo noi consigliamo a tutti coloro che volessero vedere la partita domenica a partire dalle 14 sintonizzarsi sul canale 11 del digitale terrestre, chiaramente Telecolor, e per seguire quella che sarà una produzione piuttosto importante con 4 ore di diretta. Cominceremo alle 14, finiremo alle 18 con diretta stadio nel primo segmento, un'ora di prepartita, poi la telecronaca affidata a Patanè e Carlo Breve con Marco. Tu sarai a bordo campo, ci racconterai diciamo, le emozioni, quello che si vive praticamente e nel prepartita
e nell'immediato praticamente alla fine, diciamo, del primo tempo nell'intervallo, e anche nella parte dell'intervallo. Intanto vi do, leggendo proprio dalla Sicilia, qualche informazione legata alla formazione, scusate il gioco di parole, del Catania, le ultime, con la possibilità, visto che Di Gennaro è squalificato, di vedere Del Fabbro, nuovo acquisto del Catania, al centro della difesa rossa-azzurra. Non recupererà Dal Monte al centro dell'attacco, non ci sarà Inglese, lo sappiamo, potrebbero esserci o Montalto o De Paoli o addirittura Lunetta. Insomma, si ridisegna un po' il Catania a partire dalla difesa, e dobbiamo dire che in panchina non ci sarà Toscano. Non ci sarà Toscano, che è squalificato. Che è stato squalificato. Vabbè, a te. Marco, ci vediamo fra pochissimo, un paio di minuti appena. Noi adesso attiviamo i nostri collegamenti, il nostro collegamento con la polizia stradale. Bene, vedo già sui monitor in bassa frequenza l'ispettore Corrado Paolo Sipala. Siamo a Siracusa, il compartimento della Sicilia, per strada Sicilia Orientale. Buongiorno, qual è la situazione oggi? Buongiorno dal compartimento Polizia Stradale Sicilia Orientale. Vediamo la situazione della viabilità sulle nostre strade principali. Dunque la mattinata ci consegna una situazione piuttosto tranquilla, non si segnalano criticità sia dal lato infortunistico che dal punto di vista meteorologico sulle nostre strade. Sulla tangenziale di Catania in direzione Siracusa e sulla A18 dallo svincolo di San Gregorio in direzione sud verso Catania, Catania Centro, registriamo gli ormai consueti rallentamenti e traffico intenso dovuto all'orario di punta. Sulla A18 invece, la Catania Messina, si segnala la chiusura a causa di lavori dello svincolo di Taormina in ingresso a 18 direzione Catania. Questa situazione, diciamo, questi lavori in corso si protrarranno sino alle ore 24 del 12 aprile 2025. Continuando quindi sull'autostrada 18 Catania-Siracusa Modica, abbiamo sul tratto in direzione nord, sul tratto che va dallo svincolo di Avola a Cassibile, persiste sempre il divieto di transito ai mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate. Passando sulla 19, la Catania-Palermo, permane sempre la chiusura in entrata da Catania dello svincolo di Enna, per cui lo svincolo utile per chi proviene da Catania è quello di Mulinello o ancora prima di Taino. Sempre sulla 19 si segnala inoltre la chiusura della rampa di immissione dello svincolo di Caltanissetta per quanto riguarda i veicoli che si muovono in direzione verso Catania. La situazione sulle strade statali della Sicilia Orientale. Abbiamo sulla strada statale 121, la Catania-Paternò, si segnalano sempre i consueti rallentamenti dovuto al traffico intenso in corrispondenza del tratto compreso tra Piano Tavola e Mister Bianco in direzione Catania. E sulla 192 Valle del Dittaino si segnalano i lavori di demolizione della parte superficiale del ponte Dittaino, per cui consigliamo agli utenti in transito di utilizzare il percorso alternativo dello svincolo di Agira sull'autostrada A19 fino allo svincolo successivo di Catena Nuova in direzione Catania e viceversa in direzione di Enna. Infine raccomandiamo a tutti gli utenti di tenere e condurre il proprio veicolo sempre in perfette condizioni. Infatti, ancora prima del comportamento del conducente, a dover essere perfetto è il veicolo stesso. Occorre tenere sempre presente che avere le ruote con il battistrada usurato, un impianto frenante inefficiente, uno specchietto retrovisore mancante, insomma, sostanzialmente guidare un veicolo difettoso non può che moltiplicare il rischio di provocare un incidente. Per questo motivo, quindi, la prima regola della guida sicura è quella di effettuare una regolare manutenzione del proprio veicolo. Anche il più piccolo difetto, infatti, può trasformarsi in un fattore altamente rischioso per sé e per gli altri. Dal compartimento Polizia Stradale Sicilia Orientale è tutto.
buon viaggio e buona strada agli utenti in transito sulle nostre arterie stradali. Grazie all'ispettore Corrado Paolo Sipala, ci parlava stamattina a Siracusa, il compartimento è quello della Sicilia orientale della Polizia Stradale. Visto che parliamo ancora di viabilità, di situazione sulle strade, di traffico sulle strade, possiamo vedere come stamattina in via Vincenzo Gioffrida il traffico sia particolarmente sostenuto, non solo in ingresso alla città ma anche in uscita. Possiamo osservare che le auto che in questo momento sui vostri teleschermi sono in discesa e quindi stanno entrando in città, sono numerosissime, ma la stessa cosa la possiamo dire, anzi forse situazione anche ancora più complicata per le auto che lasciano la città di Catania. Ci fermiamo adesso, questa era la situazione del traffico cittadino di Catania, ci fermiamo, una breve sosta, poi andremo a leggere i quotidiani nazionali con le notizie che arrivano non solo dall'Italia ma soprattutto dall'estero e vedremo di capire che cosa sta succedendo tra Russia, Stati Uniti e Ucraina per i colloqui di questa pace. Si sta cercando un cessate il fuoco, speriamo possa arrivare prima possibile, ma c'è tanto altro, oggi c'è una riunione importante a Parigi, ce ne parlerà Marco Carli, a dopo. Rieccoci insieme a Buongiorno Sicilia, adesso è il momento, come anticipato, della rassegna stampa con i quotidiani nazionali. Marco. E come dicevi tu, Angelo, c'è la situazione legata appunto agli Stati Uniti, all'Ucraina, ai tentativi di pace che non decollano, alla riunione dei volenterosi, così vengono chiamati, dell'Europa oggi a Parigi, ma poi ci sono i dazi, i famosi dazi di Trump che ormai riempiono le prime pagine dei quotidiani nazionali ormai da tempo. Andiamo a vedere sul Corriere della Sera i dazi sulle auto, l'affondo di Trump, l'annuncio con le tariffe del 25% su tutti i veicoli importati e attacca Trump anche sulla Groenlandia. La prendiamo, dice Trump, ci serve. Un po', Angelo, sembra un po' un risico, no? Alla fine. Ma secondo me l'idea è di andare al supermercato, mi serve sta cosa, me la porto a casa, perché la compro, voglio dire. Questo sembra un po' il sentore leggendo le pagine dei quotidiani. Intanto i piani rivelati dei raid nello Yemen, c'è poi uno scontro sulla chat, il famoso chat gate, di cui si parla tanto anche sui quotidiani nazionali, con Macron che vede Zelensky, 2 miliardi di aiuti, che Mosca vuole ancora la guerra. E questo non è un segnale positivo, perché fino a questo momento noi stiamo conoscendo in questo momento un aspetto di Trump che è molto decisionista e che può cambiare repentinamente anche idea. Sì. Fino a questo momento è stato aperto, no? A Putin, lo ha accolto, ha cercato di capire, però ha anche detto che nel momento in cui non ci dovesse trovare l'accordo poi scatteranno anche le eventuali, non dico ritorsioni, ma sanzioni, no? Perché poi si usa l'arma delle sanzioni che è un tasto importante, quello dell'economia. A proposito di economia, andiamo appunto a vedere l'altra pagina del Corriere della Sera, andiamo sulle pagine interne, anche un po' per approfondire, come facciamo spesso, le notizie, con Donald che non si ferma, la spinta sui dazi che va a colpire l'Unione Europea. L'abbiamo detto e l'ha detto Trump fondamentalmente all'inizio di quest'anno, un'Unione Europea che non viene vista di buon occhio, diciamo, dalla sua presidenza, ed è strano perché sappiamo che insomma Europa e Stati Uniti sono andati a braccetto praticamente negli ultimi 80 anni. Tariffe del 25% sulle auto importate dall'Europa, in vigore dal 2 aprile, e poi toccherà anche a legname e farmaci, con von der Leyen che si dice rammaricata. Nel frattempo sulla Groenlandia, appunto, abbiamo detto quello che ha riportato il presidente degli Stati Uniti: la Groenlandia ci serve, e chiaramente ci sono anche le mappe di questo territorio che geograficamente appartiene agli Stati Uniti, nel senso che appartiene alla Danimarca politicamente, ma geograficamente è proprio sulla placca americana, per cui è una zona molto più vicina agli Stati Uniti e al Canada
che non all'Europa. Vedremo cosa succederà in questo senso. L'Ucraina abbiamo Zelensky che è a Parigi da Macron con Putin, diplomazia della forza. Oggi il vertice dei volenterosi nella capitale francese, l'Eliseo, che parla di altri 2 miliardi di aiuti a Kiev. L'ultima pagina interna che vi facciamo vedere è invece quella legata dalle proteste a Gaza. Medio Oriente, situazione complicatissima, difficile, con i raid che sono ripresi, più di 800 i morti, e a Gaza si lamentano, si ribellano. E con chi si ribellano? Contro Hamas. Per cui le proteste da Gaza: cacciamo Hamas, centinaia di palestinesi in piazza contro gli islamisti, piani di invasione, agenzie umanitarie che in questo momento sono in difficoltà in una zona del mondo caldissima da sempre praticamente. Ma non diciamo solo che ormai anni. negli ultimi mesi è diventato un altro teatro di scontri feroci, diciamo, da quel famosissimo e piuttosto triste mese di ottobre, 7 ottobre se non dico male. Insomma, è successo veramente di tutto. È successo veramente di tutto. Adesso si è arrivati ad una tregua che ha retto fino a un certo punto. Ma il nodo è quello degli ostaggi. Esattamente, il nodo è proprio quello degli ostaggi, che poi è il nodo centrale, che lo è stato negli ultimi mesi. Cosa troviamo sulle prime pagine ancora? Vi facciamo vedere. Sulla Stampa l'apertura è quella dedicata ai dazi, sull'auto al 25%. Stessa apertura la troviamo sia sul Messaggero, ma anche ovviamente sul Sole 24 Ore, anche se non è proprio l'apertura, è un articolo importante della prima, eccolo qua, con Trump contro l'Unione Europea, i dazi al 25% sulle auto, anche se questa notizia non è stata ben presa dalle borse, tant'è vero che Wall Street è in calo e in crisi. Persi 538 miliardi di tasse non pagate, è possibile incassare solo il 45% dei crediti. Questo è invece legato alla riscossione in Italia. Dal Sole 24 Ore vi portiamo, a proposito di soldi degli italiani, alla prima pagina di Avvenire. Perché? Perché i dati parlano di una soglia di povertà che continua ad aumentare, che fondamentalmente si passa dal 23 al 24% delle famiglie italiane che sono a rischio povertà, vale a dire praticamente un quarto degli italiani. Allora Avvenire apre proprio con questa notizia: ancora impoveriti. Questo è il titolo di Avvenire. Un italiano su 4 è a rischio povertà e aumenta la quota di lavoratori in difficoltà. Il 20% guadagna troppo poco, il 10% è misero. Per i giovani anche l'affitto, non acquistare una casa, semplicemente l'affitto, è un vero e proprio miraggio con la situazione. Ma tutto ruota anche, secondo gli ultimi dati chiaramente di alcune ricerche e report, dagli stipendi diciamo, italiani, che sono, diciamo, tra i più deficitari, mettiamola così, in Europa. Ti porto poi, Angelo, a parlare, attraverso le prime pagine dei quotidiani, di una notizia che ha fatto scalpore, che viene anche un po' ridicolizzata, fra virgolette, da alcuni quotidiani, lo schiaffo, diciamo, Prodi che ha tirato i capelli alla giornalista di Mediaset. E allora sul Libero si parla della carezza del nonno. Questo è l'articolo e il titolo di Libero. La manona di Prodi. Romano non si scusa per la tirata di capelli all'orefici, ho sbagliato, ma si scambia l'affetto per aggressione. Questo dice, quindi era un gesto di affetto. Questo dice Prodi, che però è stato smascherato da un video che è stato pubblicato, in cui si vede proprio questo momento in cui lui tira il ciuffo della giornalista. Il PD però lo giustifica ancora, e questo invece è l'apertura del Tempo. Il Tempo è sempre molto particolare con le sue aperture. Prodi, il bullo e le scuse tirate per i capelli. Ovviamente il gioco di parola è abbastanza evidente. Mondo col fiato sospeso invece per quanto riguarda ancora la situazione Unione Europea, Stati Uniti, Ucraina. Questo è il titolo che troviamo sul Tempo, con Meloni che avverte l'Unione Europea: no a truppe italiane in Ucraina, solo l'ONU
e Trump che appunto spiega dei dazi al 25%, dei dazi sulle auto al 25%. Andiamo poi all'altra ipotesi importante, l'altra notizia che leggiamo che riguarda invece Nordio, perché che cosa è successo nella giornata di ieri? È stata respinta la mozione di sfiducia nei confronti del Guardasigilli. Io e l'Inquisizione Dem, questo di inquisizione ha parlato Nordio nel suo intervento, appunto c'è anche il discorso, ma chiaramente tutta questa situazione innesca inevitabilmente delle polemiche. Per tornare e per chiudere questa parte della rassegna stampa alla situazione russo-ucraina, che cosa succede sul Mar Nero? Ce lo dice l'osservatore Romano, che parla di accordo sul Mar Nero tra Russia e Ucraina, con i colloqui a Riyadh mediati dagli Stati Uniti che aprono la strada a una possibile tregua navale. Mosca però chiede prima la rimozione delle sanzioni su prodotti agricoli e fertilizzanti. Come dicevamo prima, Angelo, poi alla fine è sempre una questione economica. Mentre invece per ciò che concerne il manifesto troviamo, e andiamo a chiudere, quello che fa l'Unione Europea con il titolo del manifesto che dice: la peggior difesa. Macron e Zelensky anticipano il vertice dei volenterosi di oggi a Parigi. Nessuna trattativa. Mosca firmi una tregua senza condizioni. Per Francia, Germania e UK, cioè la Gran Bretagna, l'unica via è quella delle armi. L'Italia dice no all'invio di truppe, ma vuole l'Ucraina nell'autodifesa della NATO. Insomma, riuscire a fare chiarezza non è proprio semplicissimo. Un punto d'incontro. Addirittura ieri si è parlato anche di possibili strategie da attuare in caso di guerra in cui venisse coinvolta l'Unione Europea. Questa è la situazione addirittura attuale. da mettere a punto. Esattamente. Va bene, grazie Marco. Fra poco, fra non molto, torneremo di nuovo da te comunque per avere qualche ulteriore notizia dei giornali. Immagino parleremo di sport nell'appendice finale. Abbiamo parlato di sport regionale poco fa, parleremo di sport nazionale perché ricomincia il campionato di Serie A. Bene, d'accordo. Grazie Marco. Ci fermiamo, vediamo le previsioni meteo e poi i primi ospiti della mattinata. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì ampie zone di sereno al nord, eccetto della variabilità sulla Romagna con possibili piovaschi, instabile invece al centro-sud e sulla Sicilia. Infatti sull'isola rimane attivo un vortice di bassa pressione che porterà dei fenomeni a carattere sparso. Il peggioramento del tempo più incisivo avverrà nella seconda parte della giornata. Attenzione anche ai venti che soffriranno davvero sostenuti sulle zone costiere, ma si faranno ben sentire nelle aree interne. Il tutto con temperature massime che non andranno oltre i 19-20 gradi. E dunque nella giornata di venerdì nessun cambiamento, avremo ancora piogge e rovesci a carattere sparso su tutto il territorio con locali pause asciutte specialmente nelle ore serali. Il tutto con temperature massime che non subiranno particolari variazioni. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo. Ma quando cucini tu con me, Desiree, l'assaggio è l'immenso per me. Tutti i giorni su Antenna Sicilia. Siamo di nuovo insieme, ancora buongiorno, bentrovati a Buongiorno Sicilia e lo diamo il buongiorno ad Elena Alonso, la dottoressa Alonso che viene qui per conto e in nome dell'ASP di Catania, è il direttore proprio del servizio di igiene, alimenti, nutrizione, dipartimento proprio prevenzione dell'ASP di Catania. Buongiorno. E poi ritroviamo anche l'avvocato Manfredi Zammataro, buongiorno, grazie, buongiorno che è il presidente di Codici Sicilia APS. Poi magari cerchiamo di capire per esteso cosa significa. Parliamo di una bellissima iniziativa, soprattutto di un premio importante, un riconoscimento che è stato assegnato all'inizio di marzo, in realtà, durante quello che è il cosiddetto summit, un incontro che si fa quasi annualmente per quanto riguarda l'alimentazione, tutto sotto l'ala di Food Insider. Allora,
Parliamo di una mensa ripensata. Cominciamo dalla dottoressa. Perché abbiamo pensato di ripensare la mensa? Mi scusi il gioco di parole. È stato un gioco di squadra e abbiamo pensato di ripensare la mensa, nel senso che già come SIAN noi predisponiamo quelli che sono dei menù salutari per tutte le scuole della provincia di Catania, ma abbiamo voluto dedicare una particolare attenzione per far sì che questa mensa possa anche diventare sempre più sostenibile e sempre più vicina a quelli che sono i principi e la filosofia della dieta mediterranea che ci dovrebbe appartenere, ma che purtroppo oggigiorno, devo dire, sempre meno conosciuto ha, e forse tanti bambini, diciamo, non avevano ancora avuto modo di sperimentare quelli che erano alcuni dei piatti tipici e tradizionali del nostro territorio che tanto bene fanno alla salute e che invece forse poco conosciuti sono. E i modelli alimentari che ci arrivano da altre parti del mondo, diciamo che in questo momento sarebbe il caso magari di tenerli, non dico bandirli, però tenerli alla giusta distanza in modo tale che ci possiamo riappropriare della nostra pasta, delle nostre proteine anche con i legumi che sono, diciamo, importanti. Allora, che cosa abbiamo fatto noi per, e mi riferisco in questo momento all'avvocato Zammataro, cosa avete fatto voi in particolare per diffondere questo messaggio, per essere così capillari nell'informazione, per arrivare ai ragazzi, perché poi la cosa fondamentale, sì, con le famiglie si può parlare, si può discutere, ma poi chi va a mensa, chi si siede sono i ragazzi, e se un giorno lasciano tutto e l'altro giorno lasciano tutto perché quel cibo magari non rientra in quelle che sono le loro idee, è un problema. Cosa avete fatto in particolare? Ma intanto il progetto con questo gioco di parole Ripensa la mensa nasce proprio perché siamo convinti che rivoluzionare il concetto di mensa, che spesso fa venire in mente diciamo solamente un aspetto quasi necessario per sfamare l'individuo in quel momento, l'abbiamo voluto immaginare insieme all'ASP e alla dottoressa Alonso come invece un momento di cultura del cibo, quindi prima di ogni cosa far conoscere ai ragazzi molti piatti della tradizione che spesso vengono ormai persi perché non tramandati nelle famiglie. Penso al tortino di alici o alla pasta alla catanese con la gnocca cosiddetta. Erano piatti che spesso i ragazzi non conoscono perché neanche i genitori spesso fanno più ormai a casa. Non li fanno più perché non riescono più a farli. Perché non riescono più a farli. Perché magari si è persa diciamo, quella capacità e anche il tempo, attenzione, perché per fare determinati piatti serve del tempo. E anche il tempo. E quindi abbiamo voluto, anche grazie alla rete che si è creata attorno a questo progetto, che ha visto anche l'adesione del comune di Belpasso, del comune di Cireale, ma anche di una serie di fornitori che ringrazio, che hanno aderito al progetto e hanno dato gli ingredienti principali per realizzare questi piatti, dal capuliato del pomodorino di Pachino fino ad arrivare al pane dei grani antichi siciliani. Ebbene, li abbiamo portati a tavola per farli assaggiare ai ragazzi. Ma poi abbiamo fatto di più, abbiamo realizzato con l'equipe del SIAN, che ha messo dedizione, passione ed entusiasmo nel realizzare questo progetto, insieme a noi abbiamo realizzato delle videoricette che alla fine possono essere viste e scaricate dai genitori, proprio per insegnare loro a far rifare quei piatti che tanto sono piaciuti ai bambini, perché non è vero che i bambini non mangiano le cose differenti, bisogna anche proporgliele intanto, quindi questo è il concetto. Quello è fondamentale, ma in questa iniziativa c'è anche dell'altro, nel senso che è un modo per dire che il diritto al cibo sano, ad una qualità diciamo di alimentazione corretta, deve essere rispettato, deve essere tutelato. Assolutamente, anche per questo diciamo, il nostro progetto fondamentalmente è nato da un rapporto di collaborazione con le insegnanti, quindi abbiamo fatto un primo momento di confronto e di formazione in modo da approfondire quella che è l'importanza di utilizzare la dieta mediterranea, la sostenibilità, lavorare per la riduzione dello spreco. Solo successivamente in classe insieme con gli insegnanti e con i bambini il personale del SIAN, in particolar modo personale medico e dietista, ha inizialmente
veramente giocato con i bambini, perché soltanto attraverso il gioco, le esperienze sensoriali, il stimolare alla curiosità, all'assaggio, eccetera, è stato poi possibile far sì che i bambini veramente gradissero notevolmente questi alimenti che probabilmente prima non avevano mai provato. Pensiamo se un bambino di solito è disponibile a mangiare una pasta integrale con le verdure o un tortino di cavolfiore, e invece proprio li hanno graditi, hanno proprio chiesto che potessero continuare a farlo. Aver coinvolto l'insegnante ovviamente ci permette di far sì che poi tutto questo bagaglio, questo messaggio continui ad essere portato avanti nel corso delle attività scolastiche da parte dei docenti ogni qualvolta che ne avranno l'opportunità. Così come l'entusiasmo del bambino ha consentito sicuramente di riportare a casa queste esperienze, e quindi grazie anche ai filmati che poi sono stati divulgati noi auspichiamo che non sia un progetto che è rimasto là, ma che sta camminando sulle sue gambe verso l'ownership, che poi è quello che noi ci aspettiamo di raggiungere in tutti i progetti, essere un po' i catalizzatori e gli avviatori di qualcosa, di un cambiamento culturale delle abitudini alimentari che poi cammina da solo a scuola e nelle famiglie. Cambiamento alimentare, di cultura alimentare, che è iniziato comunque con delle classi, diciamo le prime classi, bambini molto piccoli, perché la mensa si ferma alle scuole, diciamo, medie. Oltre non si va con la media, e quindi bisogna lavorare su questa fascia di età. E una cosa che mi piace sottolineare è il valore che c'è stato, la collaborazione. Prima è stato magari accennato, ci sono tante istituzioni che si sono messe insieme per affrontare, anche la regione siciliana che ha in qualche modo finanziato, aiutato, sostenuto questo progetto. Quindi c'è una coscienza, c'è una consapevolezza che bisogna assolutamente cominciare a dare queste indicazioni ai ragazzi, ai bimbi, diciamo così. Assolutamente sì, tant'è vero che il progetto è stato realizzato grazie al finanziamento della Regione Siciliana e del Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro, ma come dicevo prima, la forza del progetto è che ha visto crescere una rete di adesioni e collaborazioni molto importanti, ognuna che ha fatto una parte determinante nel progetto. Ripeto, oltre che le istituzioni, anche le aziende che hanno partecipato volontariamente, che hanno donato i propri alimenti per poter consentire ai bambini di poterli assaggiare. Mi dimenticavo, persino l'arancia rossa abbiamo inserito nel menù, proprio perché i ragazzi spesso non sapevano la differenza tra un'arancia bionda e l'arancia rossa del nostro territorio. Magari non avevano mai mangiato un'arancia rossa. Non l'avevano in alcuni casi neanche mangiati. Quindi è un lavoro corale che ha funzionato proprio per questo, e proprio perché c'è una coscienza sempre più importante e condivisa di come l'alimentazione sia cultura e salute che vanno assieme, e anche il rispetto delle nostre radici e del nostro territorio, che deve essere chiaramente incentivato e sponsorizzato. Per questo noi abbiamo voluto fare questo progetto, ideato questo progetto, perché siamo un'associazione di consumatori e pensiamo che il primo consumatore informato deve essere il bambino, perché sarà il consumatore di domani che farà la spesa e che sceglierà cosa mettere nel carrello. Per questo motivo state già pensando alla prossima edizione, ci state già lavorando? Sì, assolutamente, stiamo già lavorando, perché è stata una bellissima collaborazione, abbiamo un obiettivo comune che è proprio quello di promuovere la salute e la cultura, e quindi siamo già in cantiere per capire quale potrà essere il modo migliore per dare un seguito che ancora una volta poi possa camminare sulle proprie gambe, perché è questo che noi, ribadisco, abbiamo necessità di fare. Questa rete allargata deve portare un po' tutti a diventare più consapevoli e proprio parte attiva di questo cambiamento culturale, che è veramente necessario oggigiorno, ancor più se pensiamo a quello che è l'attuale problema del sovrappeso e dell'obesità nelle fasce infantili. Prima di salutarci, perché il tempo, diciamo, è tiranno proprio al massimo, volevo capire, questi videomessaggi, queste ricette video, sono stati realizzati da chi? Cioè, ci sono degli esperti che hanno curato
questo aspetto, diciamo, di spiegare come va fatta quella ricetta particolare, ci sono degli chef, mi incuriosisce questo aspetto. Assolutamente sì, abbiamo realizzato questi video brevi, video ricette, o meglio, prima realizzato un ricettario che abbiamo distribuito nelle scuole. Questo ricettario prevede appunto le ricette dei piatti che i bambini hanno assaggiato durante il progetto. Poi abbiamo predisposto all'interno del ricettario un QR code, quindi che con la foto, col cellulare o la fotocamera, rimanda immediatamente a una pagina di YouTube o alle nostre pagine social, dove le mamme o chi volesse chiaramente possono andare a vedere queste video ricette, che sono state anche queste frutto di una collaborazione a gomito con l'azienda sanitaria provinciale di Catania, perché sono stati realizzati da una chef della nostra associazione e le dietiste del SIAN, che man mano spiegavano, mentre la chef realizza il piatto, spiegano perché quel piatto è sostenibile anche dal punto di vista nutrizionale, e quindi perché è importante metterlo all'interno della propria dieta quotidiana. Al passo con i tempi, anche diciamo con i media, no? Quindi avete pensato a realizzare dei supporti multimediali in modo tale che questo vostro lavoro potesse poi restare ai ragazzi e soprattutto alle famiglie. Grazie alla dottoressa Elena Alonso, che è il direttore del servizio igiene alimenti, nutrizione e dipartimento prevenzione dell'ASP di Catania, grazie all'avvocato Manfredi Sammataro, che è il presidente di Codici Sicilia. Ci dobbiamo fermare, grazie per questa vostra bella iniziativa. Fra poco saremo ancora insieme e parleremo d'altro, perché andremo a parlare della riscoperta della parola e cercheremo di capire perché e come. A dopo. Rieccoci insieme a Buongiorno Sicilia, ospiti di questo nuovo segmento Katia Maugeri, buongiorno. Buongiorno. Collega giornalista e direttrice artistica del festival che insomma punta a riscoprire le parole, parola per l'appunto. Buongiorno anche ad Alfio Grazzo. Buongiorno. Che è l'editore di Algra. Esatto. Bene, allora, cerchiamo di capire intanto. Cos'è? Lo chiedo intanto subito a Katia Maugeri. Cos'è questo festival? Dunque il festival... E perché? E perché nasce? Il Festival Parola per Parola è il primo festival letterario istituito a Belpasso e nasce dall'esigenza, dalla volontà di dare spazio alla parola e di creare un luogo in cui la cultura non sia soltanto celebrata e quindi passiva in un certo senso, ma che sia proprio attiva. Quindi insieme a dei collaboratori preziosi che non posso non citare, Antonino Girgenti, Gianni De Luca, Antonello Signorello, Emanuele Giuffrida e Toni Carciotto, abbiamo proprio pensato a un programma ricco e come dire, corposo, nel quale appunto promuovere la cultura a 360 gradi. Quindi sarà questo è il motivo ispiratore di questa manifestazione. Creare una forma di narrazione diversa, no, della cultura, che non sia soltanto appunto passiva ma attiva, con giovani, attraverso dei concorsi letterari, per esempio Belpasso Tra le righe è alla seconda edizione e abbiamo ricevuto tantissime opere da tutta Italia, quindi è un concorso nazionale. E quest'anno insomma ci sono tante novità. Adesso ci arriviamo alle tante novità di quest'anno. Non posso non coinvolgere l'editore, perché quando si parla di parole, quando si parla di cultura, gli editori sono sempre in prima linea. Assolutamente sì, d'altronde il ruolo dell'editore fondamentalmente è questo, contribuire sicuramente a plasmare quella che è la cultura e la letteratura di una società. Io dico sempre che l'editoria ha una grande responsabilità. E la responsabilità è quella che nel presente deve riuscire a garantire la libertà, appunto, la libertà di parola e di pensiero, e per il futuro quello di rappresentare quella che è stata insomma la produzione letteraria e quindi sicuramente come dire, la rappresentazione della nostra società attraverso i libri che le generazioni future si ritroveranno fra le mani. E questo evento, questo festival ha anche una mission.
tra virgolette, faceva anche riferimento prima al Fiograsso, cioè quello di fare da ponte tra la nostra generazione e le generazioni che verranno, che stanno già venendo, che sono già presenti. Vediamo anche per l'appunto il logo, la locandina di Parola per Parola. Sì, è un ponte che abbiamo costruito, abbiamo voluto, no? Costruire, come ti dicevo, un luogo in cui dare spazio al potere delle parole. Lo abbiamo ideato quest'anno come seconda edizione in un modo un po' più particolare. Infatti ci saranno delle iniziative inedite anche a Belpasso. Io infatti ringrazio anche il comune di Belpasso che ha accolto e ha creduto in questo progetto un po' ambizioso. Abbiamo portato l'arte postale, la mail art. La mail art è appunto arte postale ed è la creazione di piccole cartoline, grandi cartoline da tutto il mondo, quindi aspiranti artisti o semplicemente appassionati dell'arte mandano appunto delle cartoline che diventano opere d'arte, e questa sarà inaugurata questa mostra il 10 di aprile, proprio il giorno dell'inaugurazione del festival a Palazzo Bufali di Belpasso, e si protrarrà fino al 30 di aprile. E quindi tornando di nuovo ad Alfio Grasso, quest'anno nel programma ci sono inserite anche altre cose che non hanno a che vedere, diciamo, direttamente con l'editoria. Ci sono anche delle opere teatrali che verranno, ce n'è una in particolare che Siamo ancora prima di essere, che è un testo di Nino Martoglio. Messo in scena al teatro Nino Martoglio, chiedo scusa, leggo tra le note. Di chi è il testo? Mio e di Emanuele Giuffrida. Sì, infatti grazie per l'associazione Nino Martoglio, magari ci siamo dilettati. No, è un'opera alla quale teniamo tantissimo, perché intanto verrà messa in scena l'11 di aprile al Teatro Nino Martoglio. Gli attori sono gli studenti del liceo, alcuni degli studenti del liceo Francesco Redi di Belpasso, quindi questa sinergia con le scuole fa parte di quel ponte generazionale di cui dicevamo prima, e quindi si racconterà il potere della parola attraverso dei carteggi letterari, da Belardo e Eloisa a Kafka e Milena fino alla corrispondenza di Tornatore. Diciamo allora che in questo caso l'editore c'entra tantissimo, perché sono loro che forniscono poi la possibilità a tutti noi di poter leggere non solo cose di oggi, ma anche e soprattutto il passato, perché la storia, quello che è stato, resta per sempre, è un bagaglio culturale che ci dobbiamo portare dietro e che non dobbiamo assolutamente disconoscere. Assolutamente sì, perché voglio dire, noi siamo un po' quello che leggiamo, per parafrasare una frase un po' più famosa, e soprattutto il futuro sarà quello che leggerà di noi. E devo dire che una cosa che mi ha particolarmente, anzi mi ha, diciamo meglio, favorevolmente colpito, ecco, del Festival Parola per Parola, è che è un festival che, come dire, un po' riprendendo Bertoli quando dice un piede nel passato e lo sguardo dritto aperto nel futuro, è un festival che riesce a mettere insieme la tradizione ma anche il progresso, il futuro, e lo fa coinvolgendo i meno giovani e i più giovani, e soprattutto lo fa sicuramente mettendo, diciamo, a disposizione un'occasione importante anche per le realtà e soprattutto per le realtà locali, perché noi molto spesso crediamo che tutto ciò che è fuori dal nostro circolo territoriale sia più bello. In realtà abbiamo un sacco di risorse, abbiamo veramente tante risorse importanti che vanno valorizzate, e i festival secondo me hanno un ruolo fondamentale da questo punto di vista. Sì, perché poi magari si pone l'accento su alcuni aspetti che da un'altra parte è impossibile poter magari mettere in evidenza, sottolineare e in qualche modo portare alla luce, perché molto spesso aspetti della nostra cultura, in questo caso diciamo della nostra terra, vengono tralasciati, e allora quando arriva un evento, un'occasione come questa,
diventa catalizzatore certamente anche per altre, diciamo, altre frontiere, però è giusto porre l'accento per quello che è, diciamo, quella cultura nostrana, che non va persa assolutamente. Questo è importante. Prima di chiudere, visto che siamo già quasi alla fine del tempo che ci è messo a disposizione, è un evento, questo festival, che punta ad essere un punto di riferimento, non solo in Sicilia, ma cerca di attrarre anche da fuori. Prima ne facciamo un accenno. Sì, esatto. Non è assolutamente stato pensato solo per il territorio, diciamo il territorio di Belpasso, ribadisco, grazie a Carlo Caputo, ha accolto l'iniziativa, ma siamo stati proiettati altrove. Infatti le opere del concorso Belpasso tra le righe sono arrivate da tutta Italia, la mail art è arrivata da tutto il mondo. E volevo puntualizzare, se mi permetti, l'importanza del festival e dell'editoria, perché anche le opere pubblicate da Algre Editore saranno in esposizione l'ultimo giorno del festival, proprio per dare riscontro ai giovani quanto sia importante la lettura, documentarsi. Quest'anno ci sarà anche un bellissimo cortometraggio fuori concorso, Tuo Luigi, che è un cortometraggio realizzato da Emanuele Giuffrida ed Antonello Signorello, che indaga la metamorfosi, che è un po' il filo conduttore di questa seconda edizione, tramite le maschere sociali. E quindi è di grande impatto letterario, di lettera appunto, perché il filo conduttore è la metamorfosi e le lettere. Dico soltanto questo, che la lettera, la parola scritta quest'anno voleva essere la protagonista, in un momento storico in cui tutto è veloce, tutto è tramite WhatsApp e addirittura, permettimi Alfio, è tutto sintetizzato, perché non scriviamo, non siamo più abituati neanche a scrivere. Purtroppo questo è un grandissimo problema che non possiamo certamente risolvere, affrontare stamattina. Assolutamente. Però il patrimonio della nostra lingua va preservato con i libri in particolare, ma preservato anche con altre forme di arte e di cultura. Grazie per queste iniziative che vengono proposte sul territorio, ma che guardano anche oltre. Grazie a Katia Maugeri, collega giornalista, direttrice artistica proprio del festival Parola per Parola. Grazie anche ad Alfio Grasso, l'editore di Algra, che mette a disposizione quella che è la sua, diciamo, la sua mission, che è quello di diffondere la cultura, che è fondamentale. Buon lavoro, in bocca al lupo. Grazie. Ci dobbiamo fermare perché fra poco ci colleghiamo con Palermo e parleremo di volontariato, perché Palermo è diventata la capitale del volontariato. Ci spiegherà come, perché, quando il nostro Marco Gullà. A dopo. Siamo pronti per parlare di volontariato e andiamo a Palermo per questo, che nei giorni scorsi è stata una vera e propria capitale proprio del volontariato. Mi collego per questo motivo con Marco Gullà, con lui c'è un ospite, c'è Don Ugo Di Marzo della parrocchia Santissima Maria delle Grazie. Buongiorno, e allora mi dite che cosa succede a Palermo? Buongiorno a tutti. Sì, Angela, hai fatto tu il preambolo. Palermo appunto qualche giorno fa è stata ufficialmente insignita della capitale del volontariato 2025, 27.000 operatori, e siamo nel punto giusto, nel posto giusto e con l'uomo giusto, perché quando si parla di volontariato bisogna soprattutto anche indirizzare verso le persone, verso le associazioni, in questo caso verso le parrocchie che fanno davvero un lavoro quotidiano, e Don Ugo Di Marzo, che è qui al mio fianco, lo fa quotidianamente. Intanto Palermo capitale del volontariato 2025, Don Ugo, quindi questo titolo sicuramente rappresenta anche, diciamo, un protocollo per voi, per il lavoro che fate. È un riconoscimento importante, bello, che diciamo in qualche modo va a riconoscere quello che Palermo vive da sempre, perché il popolo palermitano, si sa, vive tanto nella solidarietà, nell'aiuto reciproco, già regolarmente, lo abbiamo visto in fase di Covid in modo particolare.
E questo titolo, tra virgolette, che ci arriva ora non fa altro che riconoscere una realtà bella che si deve alimentare, che deve crescere, che anche il Santo Padre ci ha chiesto di stimolare di fatto attraverso il 2020 la Fratelli Tutti, dove ci parla di fraternità universale, dove ci dice l'importanza di questo riconoscimento di una grande famiglia umana che oggi deve ritrovarsi, deve camminare insieme, si deve sostenere. Qui dove siamo, a Roccella, Sperone, periferia Oltroreto della città di Palermo, questo si vive ogni giorno e si vive grazie a tanta gente che si mette in gioco, non solo nel quartiere, dal quartiere, ma anche dalla città, dal centro, vengono qui a darci una mano, a portare tutte quelle risorse necessarie. Non parlo di risorse economiche, quelle sono le ultime, ma soprattutto risorse in termini di tempo, no? Gente che viene a fare qui volontariato, viene a fare dopo scuola, ascolto, servizio psicologico, assistenza medica, tutto quel supporto che si può dare alla persona che in queste periferie molte volte viene tenuta lontana da queste situazioni. Perché? Perché non ha la capacità economica di viverle, di affrontarle, non ha quella base culturale fondamentale per poter accedere a certe anche situazioni, a certi uffici, a certe realtà, e quindi chiede alla parrocchia, al terzo settore una mano. Qui siamo una parrocchia, ma la parrocchia cammina insieme a tutto il terzo settore, sicuramente di questo territorio, e insieme camminiamo in sinergia con le istituzioni. Il terzo settore, il volontariato, oggi è una parte importante nella vita delle istituzioni, perché veniamo chiamati a integrare, a volte purtroppo anche a sopperire a quelle esigenze a cui lo Stato non riesce direttamente a rispondere con le sue istituzioni. Il volontariato è soprattutto il quotidiano, Angelo, diceva bene Don Ugo, il volontariato non è soltanto donare dei pasti, del cibo, la spesa alle persone. Il volontariato è anche aiutare i figli a scuola, col dopo scuola, fargli fare attività, insomma sicuramente racchiude una serie di iniziative che poi ovviamente convergono verso il bene comune. Assolutamente sì, oggi dare la spesa è la cosa più semplice che si può fare in una situazione di difficoltà, ma non serve dare la spesa se poi non supportiamo in tutto quello che c'è attorno alla mancanza della spesa. Qui per esempio è fondamentale il supporto alla cultura. Tanti sono i club service, le associazioni, gli imprenditori che ci danno una mano con le borse di studio, con i libri scolastici, con le assistenze piccole nello studio quotidiano, gente che viene anche da fuori, e che qua i docenti in pensione sono pochi, li troviamo più in centro città chiaramente. Abbiamo docenti in pensione che vengono fino a qui a trovarci, ad aiutarci almeno 1 o 2 volte a settimana regolarmente, per assistere i piccoli, ragazzi di scuola elementare, scuola media, nel proprio percorso di studi, laddove la famiglia non riesce a dare una mano perché non ha la capacità, dove c'è un'assenza, dobbiamo intervenire noi, questo è fondamentale. Capitale del Volontariato Palermo, perché riesce a fare questo, lo fa bene, lo fa perché lo fa con amore, e per noi che abbiamo anche una fede, chiaramente c'è un amore motivato tra l'altro dalla presenza di Cristo nell'altro, ma senza andare nell'ambito della fede, chiaramente l'amore all'altro fondamentalmente che il Santo Padre vuole sollecitare in Fratelli Tutti è la motivazione per cui Palermo vince questo titolo sicuramente. Marco, Angelo. Sì, Marco, Sì. volevo semplicemente evidenziare e sottolineare come di fronte ai tanti problemi, di fronte abbiamo più volte denunciato il problema della sicurezza, delle difficoltà che vive la città di Palermo. Ci sono esempi come questi che in qualche modo rivalutano la città, che danno anche un segno di speranza per il futuro. Sì, tanta speranza viene proprio da questa unione, da questa collaborazione, e tante situazioni si superano camminando insieme. Ce l'ha insegnato il Beato Pino Puglisi 30 anni fa con il suo martirio in una terra come quella di Brancaccio, dove in quel momento si poteva fare purtroppo ben poco per la predominanza del sistema mafioso. Oggi il sistema mafioso, grazie a Dio, è sicuramente non rilevante come un tempo, ma non c'è dall'altro lato molte volte un intervento da parte delle istituzioni che va a sostituire quel vuoto che ha creato che riempiva il sistema mafioso. Quindi noi come terzo settore dobbiamo essere accanto alle istituzioni, dobbiamo darci da fare, dobbiamo rispondere, rimanendo nella nostra identità, ma facendo quella nostra parte che diventa fondamentale assolutamente, perché dà quella speranza, quella mano che è necessaria laddove non si può arrivare. Angelo, volontariato, però ci sono anche dei dati che sono venuti a galla ieri. Una famiglia su 4 in tutta Italia è a rischio povertà. Parlando poc'anzi anche con Don Ugo a microfoni spenti, ho detto a lui forse allo Sperone purtroppo questa media è un po' più alta.
questa media è un po' più alta, anche se dobbiamo dire che grazie alle ultime politiche dei governi degli ultimi anni, chiaramente non c'è più la persona che non può mangiare, questi sono casi rari. Ma sicuramente se si arriva a dare il mangiare a tutti non si può dare la salute, per esempio, a tutti, e questo è un problema serio. C'è gente che non può accedere a visite specialistiche, gente che non si può curare, gente che non può sostenere lo studio dei figli a scuola perché non può pagare l'abbonamento del tram piuttosto che il libro scolastico e il materiale. Poi è bellissimo vedere a settembre una sorta di guerra quasi tra poveri che si crea per avere il libro scolastico, per avere il quaderno, per avere le penne per i figli. Questo la dice lunga sulla voglia di riscatto e sulle nuove povertà che andrebbero attenzionate. Oggi, grazie al reddito, grazie a ADI, tutto quello che vogliamo, tutte queste politiche che sono state poste in essere negli ultimi anni, si è risolto il problema del piatto a tavola. Questo sì, diciamo in linea di massima, raramente manca il piatto a tavola, ma mancano tante altre cose che non sono certamente meno indispensabili del piatto a tavola. Quanti operatori ci sono qui in parrocchia che fanno volontariato? Allora, qui in parrocchia abbiamo una base di operatori che sono l'associazione LCUETS, che è il ramo operativo della nostra comunità parrocchiale, con una ventina di operatori del posto. A questi 20 operatori del posto parliamo di giovani e meno giovani, dai 15-16 anni di aiuto animatori fino ai 40enni, 50enni. Poi a questo gruppo di volontari si associa un gruppo di gente che viene anche dalla città, con giorni fissi e date fisse, per progetti, per attività, per dopo scuola a seconda. Abbiamo un gruppo che viene per il tempo d'estate a darci una mano, abbiamo un gruppo che viene per il dopo scuola. Quindi qua gravitano attorno in totale una quarantina di volontari tutto l'anno. Normalmente 20-25 sono quelli che abitano qui in zona. Poi abbiamo altri che vengono anche da fuori, ma le forze non bastano mai. Angelo, abbiamo ancora 30 secondi? 30 secondi, 30 secondi, sì. 30 secondi al volo, perché si parla di volontariato, si parla del quartiere Sperone. Qui c'è un altro problema in questo quartiere, quello che non esiste un asilo nido pubblico. In parte rientra anche col tema del volontariato, perché questo insomma intralcia tante mamme. Ci rientra perché proprio la parrocchia un paio d'anni fa e l'anno scorso ha dovuto anche sopperire a questa mancanza. In che termini? Una mamma che aveva difficoltà a portare una bimba a terapia perché non sapeva dove lasciare l'altra neonata, il marito era in carcere a quel tempo, adesso è domiciliare, ha risolto il problema, è dovuta intervenire la parrocchia, andavano a turno le suore, i volontari, io, ci siamo organizzati per aiutare questa famiglia. Anche questo appunto è un volontariato concreto, quel piatto di pasta che c'è ma che non basta, è quello che dicevo prima. Sicuramente l'asilo nido c'è il più vicino alla Bandita, siamo a circa 15-20 minuti a piedi da qui, quindi è impensabile che dallo Sperone si possa arrivare all'asilo della Bandita. Abbiamo 2 asili nido, in teoria uno in costruzione e uno chiuso da 30 anni, che dovrebbe essere una sezione primavera, che non vedono ancora purtroppo luce. Si sono rifermati i lavori in uno, l'altro non sono mai partiti. Ecco, questa è una grande mancanza che ci fa male. Bene, grazie allora a Marco Gullà, speriamo, e chiaramente anche a Don Ugo Di Marzo, speriamo di poter parlare di positività, nel senso che finalmente questo asilo, quello chiuso, possa essere riaperto, quello in costruzione possa essere ultimato, in modo tale che i bimbi del quartiere possano avere veramente un luogo dove ritrovarsi, e anche per le famiglie chiaramente la possibilità di dare una educazione fin da bimbi, proprio dai piccoli, ai loro figli. Grazie a Marco, grazie a Don Ugo. Grazie a voi, grazie. Ci fermiamo, ci sono le pillole di Almanacco, subito dopo poi andremo a scrutare le stelle con Marco Amato. Ogni anno il 27 marzo si celebra la giornata mondiale del teatro. L'idea venne proposta da un drammaturgo finlandese e la scelta di questa data non è casuale, ma coincide con l'inizio della stagione del famoso Teatro delle Nazioni a Parigi. Ma sapete che esistono dei pianeti in cui piovono rubini e zaffiri? Esistono infatti innumerevoli pianeti al di fuori del Sistema Solare ed altrettante combinazioni di pressione, temperatura e concentrazione di elementi diversi. Il Roasting Marshmallow, ad esempio, è un esopianeta che arriva a 2500 gradi Celsius. Qui piove metallo liquido, rubino e zaffiro. Si tratta di un pianeta così rovente da meritarsi il soprannome di Roasting Marshmallow, quindi caramella gommosa arrostita, in cui i metalli possono essere vaporizzati e trasportati verso l'alto nell'atmosfera, dove si raffreddano e cadono come piogge di metallo liquido, rubino e zaffiro.
puntuali come ogni mattina. Adesso ci colleghiamo con Marco Amato. Buongiorno Marco, buon caffè, buona colazione. Buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia, ben trovati. Ben trovato a te, una tazzina che ha dei segni che ci portano a qualche diciamo significato per stamattina rispetto all'argomento che vogliamo toccare? Non particolarmente, oggi avevo semplicemente voglia di etnico, questa è una tazzina artigianale e mi è piaciuto semplicemente oggi utilizzare questa perché non c'è un legame particolare all'argomento di oggi, se no magari la bellezza dei venusiani di cui per adesso ho parlato a lungo. Oggi parlo di una bilancia di un simpaticissimo Will Smith. Will Smith ultimamente è diventato virale con un balletto che ha fatto con la cantante di cui ho parlato ieri, che ha vinto tra l'altro i Woman Music Awards, per cui con Doeki ha fatto questo balletto rap che è diventato virale, dando anche un bell'assist, una bella spinta sia a lei ma anche come preparazione al suo album in uscita, perché Will canta anche e quindi oltre che essere un bravo attore esce il suo nuovo album che è Based on a True Story, basato su una storia vera. Beh certo, sicuramente il personaggio è molto particolare, la venusianità del bilancio in questo senso interviene proprio con una bellezza che si fa molto simpatica. I bilancia per loro natura hanno bisogno di piacere, di essere armonici e soprattutto di fare le cose in due. Ed è proprio il segno della coppia, è proprio il segno da consultare quando nell'area zodiacale i pianeti si muovono pro o contro questo segno. Chiaramente Venere nel suo moto retrogrado oggi è pesci, ma anche la Luna è nel segno dei pesci. Venere smette l'opposizione proprio con la bilancia, quindi Venere e la bilancia e il toro si esprimono decisamente meglio. Ma cosa accade quando le signore dello zodiaco, ovvero Luna e Venere, sono nello stesso segno zodiacale? Beh, il segno zodiacale è abbastanza affollato perché il segno dei pesci abbiamo anche Saturno e Nettuno. Beh, questa combinazione di questo ammasso planetario stellium in pesci cosa genera? Sicuramente il razionalismo di Saturno e i sogni di Nettuno vogliono decisamente chiedere delle garanzie maggiori in amore o sulle emozioni. Quindi succede che per Ariete è tutto un ripensamento oggi, proprio perché sono particolarmente emotivi. I Toro invece si avvantaggiano moltissimo e si rifugiano nel mondo dei sogni. Non è da loro, il Toro è un segno abbastanza razionale e invece oggi si abbandonano un po' più ai sentimenti. Gemelli è una quadratura per cui oggi molto ma molto confusi nelle loro relazioni. Cancro è decisamente tutto in trigono, per cui una spinta sentimentale ottima e meravigliosa per voi. Leone, i pianeti non vi parlano, sono abbastanza distanti, per cui oggi concentratevi su altro. Vergine, opposizione, per cui tutto questo ammasso planetario genererà delle scelte affettive un po' forti oggi, avete bisogno di una vacanza. Bilancia, proprio per voi oggi inizia un momento di grande ripresa, si soluzionano delle problematiche e soprattutto si prende coscienza di qualche errore di valutazione. Scorpione, trigono per voi, quindi non state lì a rimuginare, godetevi l'amore che oggi è una giornata meravigliosa in questo senso. Sagittario, e beh, è tutto in quadratura, quindi a oggi non è il caso di chiarire delle cose con il fatto, mettiamolo così. Capricorno, ottimo per voi, solido e comunicativo, amore e soprattutto nella relazione si ritrova il dialogo. Acquario, per voi è un po' una fantasia, è tutto davanti agli occhi, è oggettivo, dovete scegliere però, le persone non possono aspettarvi una vita. Pesci, e beh, questo ammasso planetario oggi vi rende il re dello zodiaco, quindi godete a piene mani di tutta questa grazia planetaria e buona Venere. E detto questo, auguro un buongiorno a te e a tutto lo staff e buongiorno Sicilia. Grazie Marco, ci ritroviamo domani per capire come sarà il weekend, cosa ci riservano le stelle per il fine settimana. Adesso torno da Marco Carli, abbiamo promesso
gli eventi, diciamo, nazionali sportivi. Cosa ci riserva il campionato per il fine settimana in questo caso? Andiamo sulla Gazzetta dello Sport. Ci sono le 3 big in primo piano, perché per quanto riguarda l'Inter c'è l'impegno con l'Udinese, con il difensore che dice che punta già al Bayern. Possiamo fare il triplete, non sottovalutate Inzaghi, in effetti allenatore che sta facendo veramente molto bene. Per la Juve il Can non cita il club nella lettera agli azionisti Exor, intanto Tudor, che è il nuovo allenatore, appunto rilancia Ildiz. Per quanto riguarda invece il Milan, anche la stagione del Milan fallimentare, tutti in bilico, anche le AO, ti giochi il Milan, deciderà l'Europa. Rafa è a rischio, anche a rischio ci sono sia Teo, il difensore, che il portiere Maignan. Grazie Marco, noi siamo arrivati alla fine anche per questa mattina. Buongiorno Sicilia torna domani come sempre, e intanto ricordiamo che oggi è il compleanno di Cesare Cremonini, nato il 27 marzo del 1980. A tutti una buona giornata.